Possiamo andare al video, dico bene? Va bene, va bene. Ecco, incominciamo raccontando al video quello che è successo a Carolina, mia figlia. Grazie. Se potete abbassare. Sono le 3 di notte del 5 gennaio 2013. I carabinieri di Novara hanno appena trovato il corpo senza vita di una ragazza nel cortile di un palazzo. Si chiama Carolina Picchio e ha solo 14 anni. Gli investigatori scoprono che da qualche giorno tra i ragazzi della città gira un video che la ritrae ubriaca a una festa. E che nell'ultimo mese sui social network Carolina è stata bersagliata con centinaia di insulti. Alla festa ci sono ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Qualcuno tira fuori una bottiglia di vodka, ma Carolina forse ne beve un po' troppa. A un certo punto si sente male e va in bagno a vomitare. Carolina finisce sul pavimento e non si rende conto di nulla. Gli altri la deridono, le prendono la testa e mimano degli atti sessuali. Dopo un po' però i ragazzi si rendono conto che Carolina ha bisogno di aiuto. Provano a risvegliarla, ma non ci riescono. Così cercano il suo cellulare e chiamano il padre. Ragazzi, che fate? Che state facendo? No, non chiamare. Buono. Sono andato io a riprendere alle 11 di sera e appunto... Come l'ha trovata? Sì, era semi incosciente, infatti gli ho dato anche 2 schiaffoni perché si riprendesse. Alzati tu! Mi senti? Mi senti? Carolina! Alzati su! Per favore. Non sapere cosa è successo. Ma tu mi devi dire la verità, hai capito? Non ti prendere in giro! Cosa avete combinato qua? Quelle mie figlie giù per terra! Cosa avete fatto? Carolina! Io ho fatto video a Carolina, avevo 13 anni, ma non c'era neanche era la prima festa a cui assistivo. Non so, mi è venuto da fare un video, ma io ero piccolo. Cosa si vedeva in questo video? C'era Carolina semplicemente appoggiata al muro. Uno, cioè tipo, ha fatto finta di tirarsi giù i pantaloni e non l'ha fatto. Nel giro di pochissimo però Carolina scopre che il video è diventato virale. E improvvisamente sulla sua pagina Facebook si ritrova bersagliata di insulti, molti dei quali provengono da persone che nemmeno conosce. I commenti sono molto pesanti. Ma che sfigata, non sa neanche reggere l'alcol, non sta in piedi, ma non si vergogna di fare certe cose, ma io neanche le sputerei addosso, mi fa schifo, cioè c'erano queste cose, questi insulti qua. L'avevo vista magari un po' giù di morale, ma nel senso cosa che appunto succede a ognuno di noi. Ho detto solo sono un po' giù oggi, boom, io l'ho salutata con il ci vediamo a scuola lunedì. Il problema è che poi appunto il venerdì stesso è successo. Io l'ho accompagnata su dalle scale, è andata a letto e io sono stato tranquillissimo perché si è messa a dormire, ho spento la luce. Carolina però non riesce ad addormentarsi, è sola in camera sua. Poi scrive poche righe su un biglietto. Perché questo? Beh, bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili?
della notte qualcuno suona il campanello. Il padre si alza e va ad aprire. Sono stato svegliato dai carabinieri, i quali mi hanno chiesto: lei è il papà di Carolina? Io stavo dormendo, sì. Sono entrato in camera e ho visto che Carolina non c'era, ma la finestra era spalancata. Sono state le 3 e loro mi hanno detto: non si preoccupi, non c'è niente. Quindi mi hanno portato subito giù. Io a quel punto ho capito perché mentre scendevo dalle scale ho visto una Croce Rossa che andava via. Attraverso le testimonianze e i social network, i carabinieri risalgono il video della festa e i ragazzi che l'hanno girato finiscono sotto inchiesta. Quando ho saputo ero sulle piste da sci, ho pianto, mi sono disperato, mi sento in colpa abbastanza, ma non così tanto. Io sinceramente non volevo fare niente di male. C'è stato un caso di un ragazzo che ha scritto: finalmente è morta questa... Ecco, quello che avete visto è la ricostruzione di quello che è successo a mia figlia. Mia figlia, Carolina, è una ragazza di 14 anni. Uno potrebbe dire era vittima, no, è una ragazza bella, intelligente, forte. Ma perché gli è successo questo? Ma purtroppo, quando è iniziato il liceo, Carolina è venuta ad abitare con me a Novara e ha frequentato una serie di amici del liceo di Ticino che l'hanno coinvolta, ma a un certo punto, in particolare c'era un ragazzino che le faceva il filo. Carolina ha detto: sì, io sto bene con voi, ma sì, ho 14 anni, io posso frequentare chi voglio, io non posso essere legata alla vostra compagnia. E quindi ha deciso di frequentare, lei 2 volte alla settimana andava in palestra, faceva esercizi perché faceva atletica, 6 mesi prima aveva vinto i campionati regionali di salto in alto e quindi ha fatto la sua vita. E no, purtroppo questo gruppo ha detto: no, tu fai parte del nuoto, non ti permettiamo, un po' a livello maschilista, no, tu non puoi frequentare. E Carolina aveva le spalle grosse, e allora ecco che hanno deciso di colpirla, prima magari stalkerizzandola per la strada o sui social, ma poi hanno fatto la festa, l'hanno fatto ubriacare, Carolina ha perso completamente conoscenza e è successo quello. Carolina ignorava totalmente quello che era avvenuto quella sera e men che meno che fosse stata ripresa da un telefonino. Naturalmente, quando Carolina si è resa conto di essere lei l'attrice di questo video che era diventato virale, ha detto: ma io non sono quella persona, ma cosa stanno facendo quei ragazzi su di me? Quindi si è sentita talmente perforata, la sua intimità messa alla berlina del mondo, e quindi si è sentita talmente defraudata della gioia di condividere magari un qualche... per cui si è sentita persa. E però prima di fare quel gesto estremo ha voluto scrivere una lettera in cui inizia, direi in maniera ironica: ciao ragazzi, grazie del vostro bullismo, ottimo lavoro, volevo solo dare un ultimo saluto, perché questo, il bullismo, tutto qui, ma voi non capite che le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male, ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? A voi cosa ne viene in tasca oltre a farmi soffrire? E poi la lettera finisce: spero che adesso siate più sensibili sulle parole. Carolina ha chiuso la busta e si è tolta la vita buttandosi giù dal 3° piano. Io vivevo per Carolina era la gioia della mia vita,
E quindi io veramente non sapevo cosa fare, o chiudermi in me stesso, oppure ho cominciato a rileggere quelle cose. Siamo nel 2013, ma nessuno, giornali, scuole, riviste, nessuno, psicologi che oggi impervertono, nessuno parlava di bullismo in rete. Oh, Carolina l'ha scritto, il perché. Migliaia di insulti nel giro di 10 minuti di persone che neanche la conoscevano. L'avevano vista in quella situazione imbarazzante di cui lei, sì, era presente ma era assente. E quindi, certo, allora ho pensato, ma qua bisogna fare... Certamente, grazie a Carolina è stato indetto il primo processo in Italia, ma il primo processo in Europa, dove 5 ragazzi sono stati indagati per reati gravissimi: violenza sessuale di gruppo, diffusione di materiale pedopornografico, morte come conseguenza di altro reato. La prima volta che i tribunali non hanno archiviato come semplici ragazzate, ma per veri e propri reati. Grazie a Carolina è stata fatta la prima legge in Italia e la prima legge in Europa di prevenzione ed educazione del cyberbullismo, che è stata approvata all'unanimità e dedicata da tutte le forze politiche a Carolina, perché è stata lei la prima a scoperchiare questa questione del bullismo in rete. Beh, certamente uno dice, ma certo, Carolina era diventata, le parole fanno più male delle botte, è una specie di mantra che oggi tutti, ma a me nessuno mi restituiva mia figlia. E allora io ho pensato, ma certo c'è la legge, ma bisogna fare qualche cosa. E allora, grazie ad amici straordinari e a famiglie anche che mi hanno sostenuto, ho pensato di costituire una fondazione, Fondazione Carolina. Ma perché? Perché certo con psicologi, pedagogisti, educatori, avvocati, responsabili anche della comunicazione, siamo in contatto anche con le forze dell'ordine, vogliamo non solo intervenire nelle scuole, ma ovunque ci sono i giovani. Quindi noi siamo presenti nelle scuole, negli oratori, nei centri sportivi, ovunque ci sono i ragazzi. Ma perché il nostro scopo è troppi oggi parlano dei ragazzi. Noi come fondazione vogliamo parlare ai ragazzi, perché lo scopo della nostra fondazione è andare nelle scuole, negli oratori, nei centri sportivi e parlare a loro, capire il perché questi strumenti che sono formidabili, ma purtroppo nessuno li ha messi in grado di accompagnarli. Certo, noi quello che vediamo è che quando parliamo, in 3 anni abbiamo incontrato più di 150.000 ragazzi, ma loro sono straordinari perché comprendono. Il problema è che ci mancano i genitori. I genitori è la parte assente, perché tanti ragazzi, quando gli succede di essere presi in giro, di essere presi di mira, di subire violenze sui social ma anche fisicamente, ce lo dicono loro, ce lo dicono. Noi non abbiamo adulti di riferimento. E certo, i ragazzi non si parlano, non parlano più ai genitori, loro trovano nel mondo virtuale il loro sfogo. C'è un problema e chiedono a Google. No, dobbiamo ritornare a far capire che i ragazzi è importante ritrovare un rapporto fisico con loro, far capire
che anche noi siamo interessati al loro mondo virtuale, perché ce lo dicono le statistiche, più del 50% del tempo i nostri ragazzi lo passano sul web. E allora dobbiamo sapere che quando viene a casa il ragazzo, uno gli dice: com'è andata a scuola? Bene. Com'è andata danza? Bene. No, bisogna anche chiedergli: ma oggi hai fatto qualche nuova amicizia su Instagram? Ma su TikTok c'è qualcuno che ti ha preso in giro? Oppure su WhatsApp? Per far capire che anche a noi interessa il loro mondo. E certo, è fondamentale, perché solo facendogli capire che noi siamo interessati anche al loro mondo virtuale, non solo al mondo fisico, perché quando un ragazzo esce di casa lo sa benissimo che deve guardare a destra, a sinistra, perché gliel'hanno detto quando era piccolo così, ma quando gli hanno dato il cellulare, gli hanno dato un tic, gli hanno dato la scheda. Ma sapete che questa scheda gli ha dato un mondo che certamente è formidabile dal punto di vista di chi lo sa gestire. Ma 10 anni tu gli dai un mondo dove sai che dietro c'è fake news, insulti, giochi violenti, ma i genitori dove sono? Ma lo dice la normativa che fino a 14 anni tu non dovresti essere iscritto a un social. Ma quando noi facciamo gli interventi nelle classi quinta elementare, il 98% dei ragazzi è iscritto. Ma allora cosa dobbiamo fare? Dovremmo prendere i genitori e spaccargli la testa? No, non possiamo farlo, perché altrimenti diventiamo dei... Ma è fondamentale fare dei percorsi. Ecco perché noi come Fondazione Carolina diamo degli strumenti proprio ai genitori, agli insegnanti, come attivare per fare percorsi formativi, educativi. Perché come diceva Carolina, le parole fanno più male delle botte. Quindi bisogna sapere che nel momento in cui io insulto, prendo in giro qualcuno, ma dall'altra parte dello schermo c'è un essere umano con le sue fragilità, con le sue paure, ma nessuno deve avere il diritto di perforarlo. E purtroppo, guardate, noi stiamo combattendo soprattutto nei ragazzi perché l'omertà. Avete visto il video di Carolina? Io sono uscito con Carolina in braccio, c'erano 18 ragazzi, ma voi pensate che uno solo fosse venuto vicino a me e mi diceva: guardi che Carolina l'hanno fatto ubriacare, guardi che Carolina l'hanno molestata, guardi che Carolina l'hanno presa in un video. Se me l'avesse detto, forse io avrei potuto parlare a Carolina, metterla al corrente della cosa, trovare le contromisure. No! Tutti 18, anzi omertosi, a ridere, a sghignazzare, anzi a postare il video di Carolina per ottenere i like. Ma dove siamo finiti? Qua bisogna ristrutturare, proprio avere coscienza che i figli è una cosa importante, ma bisogna dargli un'istruzione, una capacità, una cultura, ritornare, lo dico sempre, ritornare all'abbraccio fisico, perché i genitori, ma ce lo dicono i ragazzini che vediamo tutti i giorni nelle scuole, non abbracciano più i genitori, ma l'abbraccio è un senso di appartenenza, è un senso di dire: sì, io sono tua, la mamma o il papà, e se hai qualche cosa, io ci sono. Dagli forza, dagli fiducia. Oggi il 35%, ce lo dicono le statistiche, dei ragazzi fra 10 e 16 anni soffre di bullismo in rete. Ma questo vuol dire che noi avremo una società
di gente che è depressa, di gente che si rifugia nella sua cameretta e poi non mangia, si fa atti di autolesionismo. Ma dove siamo? Bisogna prendere il toro per le corna e dire basta, bisogna ritornare a parlarsi, a parlare. Guardate, la DAD ha portato uno sconvolgimento, ma quindi sta a noi genitori essere presenti, perché dobbiamo eliminare certi stereotipi che ci sono, dobbiamo costruire ponti verso i nostri figli, ecco, perché è importantissimo. Ritornate ad avere un rapporto diverso, a fargli comprendere che certamente lo smartphone non va eliminato, ma va gestito con testa, con capacità, con empatia verso gli altri, perché io adesso non rubo altro tempo, quello che dico sempre quando finisco gli incontri con i ragazzi: io ho fatto tanto, cioè Fondazione è nata proprio perché non vogliamo che ci siano altre Caroline o altri Carolini, perché guardate, il dolore che ho provato io, ecco, non sia una sofferenza per tanta gente, cosa che invece purtroppo, soprattutto in questi ultimi tempi, vedo che i problemi sono cresciuti a dismisura. Quindi sta a noi essere di nuovo empatici, a ritornare a un rapporto veramente fisico con i vostri figli, a dirgli: io ci sono, hai un problema, parliamone, parlate ai vostri figli, sono loro che ve lo chiedono. Va bene, grazie. Adesso passo la parola a Ivano, che è il nostro segretario generale della Fondazione. Grazie. Buonasera. Sempre difficile parlare dopo un papà. Sempre difficile parlare dopo un papà che racconta questa storia vissuta sulla sua pelle, questa storia che ha portato poi alla creazione di quella che è la Fondazione Carolina. Voglio lanciare un po' di spunti di riflessione questa sera, raccogliendo anche le grosse provocazioni che ha lanciato Paolo, e lo faccio partendo dall'inizio del nostro viaggio di oggi, dalla sede di Fondazione alla 1 più o meno. Siamo partiti con la nostra macchina. La prima cosa che abbiamo fatto nel traffico di Milano è ascoltare una canzone che si chiama Appesa al cielo, una canzone che un gruppo musicale ha dedicato a Carolina all'interno di una manifestazione importante a livello nazionale che si chiama Musica contro le mafie. Questi 3 ragazzi vittime di bullismo hanno lavorato per un mese circa per creare questa canzone e ha accompagnato i primi chilometri del nostro viaggio. L'abbiamo ascoltata un paio di volte, poi abbiamo continuato questo viaggio parlando di quanto le istituzioni oggi non siano presenti sulla questione che stiamo trattando questa sera, che si parli di cyberbullismo, che si parli di bullismo. Non ci sono, calma piatta, assenza ingiustificata. Sì, è vero, grazie a Carolina è stata creata, è stata approvata, è stata emanata la prima legge in Italia e in Europa, la prima legge in Italia e in Europa su questo tema. Il problema è che non ha le gambe, il problema è che è una legge zoppa, il problema è che è una legge per la quale non mancano ancora i decreti attuativi. Caspita, stiamo parlando di un problema importante, stiamo parlando di un problema. Paolo ha dato alcuni dati. Io sono stato 3 settimane fa a Stoccolma in rappresentanza dell'Italia
al Forum Mondiale sul Bullismo e ci dice che oramai 2 su 3 a livello mondiale sono i ragazzi, sono i giovani, sono i bambini che assistono o subiscono episodi di una qualunque forma di bullismo. Allora è un problema, è una questione che dobbiamo trattare, che dobbiamo prendere in considerazione. Ancora, continuando questo viaggio, siamo passati poi a guardare dal finestrino il panorama che cambiava, il tempo che cambiava, il cielo che cambiava colore, di un colore strano che sembrava un marrone strano venendo qui, e poi la pioggia, che siamo partiti col sole da Milano, e quanto questo paesaggio ci ha dato come immagini nella nostra mente di fantasticare, di pensare, di creare, di pensiero. Poi pensi a come invece i nostri ragazzi spesso affrontano i viaggi in macchina, che gli scarichiamo il film, guardano sul tablet, quindi il loro sguardo è rivolto lì e non al panorama che cambia e non al gusto di poter pensare, fantasticare, creare. E ancora il viaggio che continua e ci ha portato fino a qua. E stasera, tra la cena che ci è stata offerta e il camminare qua, siamo alle 9 di un venerdì sera, arriva un caso. Lodi, la scuola dove siamo stati 3 anni fa per un tentato suicidio, stessa scuola, ci chiamano perché c'è un problema. Un ragazzo ha condiviso immagini intime sui social di una ragazzina, perché questa ragazzina a una certa gli ha detto: io non ti voglio più. C'è un problema grosso. Non solo, questo ragazzino, quando è stato scoperto, è entrato in presidenza e ha preso sostanzialmente in ostaggio la dirigente, l'ha chiusa. Tu mi devi ridare il telefono o io ti faccio del male. È stata chiamata la polizia ed è stata chiamata fondazione. Suggestioni che mi dicono, che ci devono dire una cosa importante: quanto oggi i nostri ragazzi sono collegati, gli basta un gesto. Apro il telefono, apro uno dei tanti social di cui posso disporre e che molto spesso mamma e papà neppure conoscono, e sono collegato. Prima Paolo parlava della cameretta. Io mi ricordo che quando i miei genitori mi dicevano vai in cameretta era un castigo. Oggi se gli diciamo vai in cameretta è un premio. È un premio perché hanno il tablet, il PC, lo smartphone, hanno tutto lì. Sono collegati ma non connessi. Collegati con il mondo ma non connessi con loro stessi. Quanti dei ragazzi che vediamo chiusi nelle loro stanze, collegati con il mondo attraverso lo smartphone o qualunque altro aggeggio tecnologico, sono veramente collegati con loro stessi, in profondità, tant'è che non sanno stare soli. La solitudine, la noia sono diventati un problema. Mi sto annoiando, cioè il tempo che uno si dedica a pensarsi, a guardarsi, a riflettere di se stesso con se stesso. E allora un tempo che invece deve essere totalmente riempito da social, tecnologia, connessioni o collegamenti. Quanto davvero questi ragazzi hanno la capacità di entrare in profondità? Quanto invece questi strumenti ci rubano il tempo? Se ne parlava anche a cena. E allora la riflessione è davvero importante, ma davvero importante cercando di guardarla da un altro punto di vista, partendo dal fatto che il problema non è il cyberbullismo. Il cyberbullismo è una parte del problema. Il bullismo è una parte del problema.
anche qui viaggio con un'immagine. Prendiamo un albero e nell'albero ci mettiamo i rami, e i rami sono il cyberbullismo, il bullismo, la violenza, la devianza, le dipendenze. Noi cosa abbiamo imparato a fare? Abbiamo imparato a tagliare i rami, con la presunzione che tagliando i rami si risolva il problema, perché non andiamo alla radice. È come quando abbiamo il mal di testa, prendiamo un'aspirina, ci passa il mal di testa, ma da dove arriva il mal di testa? E forse per curare veramente questo mal di testa devo capirne l'origine, la radice, e alla radice devo dare linfa nuova affinché non crescano più rami come quelli. Questo è l'approccio della prevenzione, questo è l'approccio di una fondazione nata in memoria di una ragazza che ha fatto un gesto sconvolgente, perché è un gesto sconvolgente. Ed è un gesto di una ragazza vincente, bella. Ed è una ragazza che ancora oggi risuona nei cuori dei nostri ragazzi. Allora c'è quella linfa che si può dare. Però il problema è che noi siamo concentrati sul cyberbullismo. Caspita, proviamo a guardarlo da un'altra parte. Proviamo a capire che non stiamo parlando di un problema tecnologico, ma di una questione educativa. Il richiamo di Paolo prima alla genitorialità responsabile è forte perché dobbiamo cominciare veramente a capire che stiamo parlando di un ambiente che non è lontano da noi, è un ambiente che si permea nella nostra quotidianità, nella nostra realtà, perché è nella quotidianità dei gesti che si semina il cyberbullismo. Non è perché una mattina ci svegliamo e cominciamo ad insultare qualcuno, certo anche, ma è anche nella quotidianità dei gesti. Quando in una chat scriviamo a qualcuno che è un deficiente, forse ci ridiamo, ma quel deficiente come si sente? E quel sentirsi male è un sentirsi male nella virtualità o nella realtà? Se lo sentirà addosso questo dolore, le parole fanno più male delle botte. Le parole fanno più male delle botte. E ce l'ha detto Carolina, una ragazza di 14 anni, quasi 9 anni fa. Eppure siamo ancora qua. Eppure siamo ancora incoscienti di quello che quotidianamente possiamo procurare con i nostri gesti quotidiani. E se lo facciamo noi, figuriamoci i nostri ragazzi che ci guardano, che ci prendono come esempio, che copiano e incollano i nostri atteggiamenti. Facile dire non ci sono più i giovani di una volta, e gli adulti di una volta, e quegli adulti che attraverso il proprio esempio trasmettevano i valori, e quegli adulti che con il proprio esempio dicevano ai ragazzi guarda a sinistra e guarda a destra quando attraversi la strada. Oggi siamo adulti che poi ci stiamo avvicinando al Natale. Caspita, non vogliamo regalare l'ultimo tablet o l'ultimo smartphone al nostro bimbo di 7 anni perché altrimenti è escluso. Ma escluso da cosa? Escluso da cosa? Dai compiti che arrivano via WhatsApp? Non ci può essere il WhatsApp del papà o della mamma? Ce l'hanno tutti. E questa è la strada? Stiamo andando verso un metaverso. Facebook cambia nome, ma la sostanza non cambia. Metaverso. Noi, si diceva prima a cena, non siamo più abituati a camminare. Lì non saremo più abituati a far nulla, perché basterà un visore ad immetterci in una realtà
che è talmente reale che ci fa dimenticare della realtà. Potremmo fare tante cose stando seduti in poltrona. Che figata! Il finestrino che scorre, la creatività, il paesaggio che cambia. Però, appunto, si avvicina il Natale, dobbiamo dare a questi bambini il tablet, lo smartphone. Però abbiamo detto una cosa importante prima. C'è un regolamento europeo prima di tutto sulla privacy che dice che prima dei 16 anni un ragazzo non potrebbe, non dovrebbe avere un profilo social. Poi siamo in Italia, l'Europa ha detto: Stati, io vi dico questo, voi fate quello che volete, più o meno così. Quando recepite il regolamento sulla privacy decidete un'età. L'Italia ha deciso 14 anni. Allora, non parliamo del fatto che le regole non ci sono. Una regola c'è, ma noi non la rispettiamo, perché ce l'hanno tutti. Però poi a 7 anni guardano anche Squid Game. Vuoi non fargli vedere Netflix? No, perché è vietato, 14 anni. Te lo dicono. Però mica lo guardano su Netflix, perché vanno su YouTube, vanno su WhatsApp, vanno su TikTok. Ma perché ci vanno? Che non dovrebbero andarci. Non siamo talebani, non siamo proibizionisti, ma chiediamo attenzione, chiediamo di accendere un faro importante su un tema fondamentale che è il benessere, e che è nel particolare il benessere digitale dei nostri ragazzi. Perché se no la chat diventa, però attenzione, perché anche noi siamo nelle chat, e allora i papà, giusto per cominciare un po' a dire le responsabilità, in quanti gruppi di calcetto siamo inseriti? Ma non giochiamo a calcetto da 20 anni, ma quelli gruppi di cosa passa? Ma non posso andare sui papà se non vado anche sulle mamme. Siete la bellezza e la salvezza del mondo, però quando aprite una chat e entrate in una chat dei gruppi classe di WhatsApp, non so quanta iena si scatena in voi. Io a quella prof buco le gomme della macchina. È un reato. Non solo bucare le gomme, ma scriverlo. Eppure la quotidianità, le parole, se le mettiamo insieme costruiscono il nostro messaggio, e il messaggio è quello che caratterizza le nostre relazioni. Allora, quali sono le relazioni che vogliamo avere noi e i nostri ragazzi? E allora davvero il cyberbullismo, ricordiamocelo, non è un problema emergenziale. Non possiamo e non dobbiamo risvegliarci con l'attenzione su questo tema solo e soltanto perché muore Carolina, o muore una ragazza di 10 anni, una bimba di 10 anni a Palermo, o un suo amico che quasi si ammazza a Bari, un coetaneo, perché fa lo stesso gesto. La challenge, la sfida. Perché fanno la sfida? Perché quello è il modo che gli consente di essere visti, guardati. Un ragazzino che pubblica un selfie, lo pubblica perché vuole essere visto da qualcuno, perché probabilmente nella realtà, nella quotidianità, non ha nessuno intorno che lo vede, ma che lo vede per quello che è veramente. Dobbiamo cambiare la cultura, abbiamo detto. Dobbiamo fare un pensiero diverso rispetto a questi temi. Ma la cultura cambia intanto con il tempo, ma mai cominciamo, mai quel tempo ce lo gestiamo, ce lo concediamo, ce lo prendiamo, e soprattutto cambia cambiando la prassi, e la prassi la si cambia cambiando i gesti quotidiani. Se io dico a un bambino o a un ragazzo, a mio figlio, che la sera in camera non deve tenere il cellulare, non lo deve tenere. Ma lo usa come sveglia. Ma quelle belle sveglie rotonde che facevano un casino. No, perché anche noi lo usiamo come sveglia. Però loro lo tengono sul comodino, luce blu,
notifiche, le notifiche che ci fanno dire che se non rispondiamo, se non facciamo vedere che siamo presenti sul pezzo subito, allora siamo fuori. La FOMO, la fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori, che ci spinge a controllare il cellulare quante volte al giorno. Non so se avete lo strumento che vi consente di guardare quante volte viene attivato lo schermo. Passiamo le 200, le 300 al giorno senza accorgerci. Allora davvero occorre cambiare lo sguardo sui nostri ragazzi, occorre vederli per quello che sono, guardare, un po' il principio del prendersi cura. Un seme di una pianta ha scritto quello che deve diventare, diventa quella pianta. Un ragazzo no. Un ragazzo ha bisogno di qualcuno che lo accompagni a diventare quello che è il suo progetto di vita, ma quel qualcuno è quell'adulto di riferimento che troppo spesso manca. Quando ci dicono io non ne parlo con nessuno, ma veramente sono 7 su 10 dei ragazzi che incontriamo, se fosse vittima o assistesse a un episodio di una qualunque forma di bullismo, non ne parlerebbe con nessuno. 3 motivi. Il primo, hanno paura o vergogna, sono la vittima o il carnefice. Il secondo, l'omertà. Li abbiamo visti, ragazzi, erano 15 alla festa, bastava che uno parlasse, uno, e invece no. E questo non è accaduto solo nella vicenda di Caro, avviene quotidianamente. E sappiamo benissimo che un episodio di bullismo, ma anche di cyberbullismo, potrebbe essere fermato più rapidamente, più tempestivamente, se qualcuno che sa e che vede ne parla. Il bullo si fa forza sul silenzio degli altri, sul sostegno che gli danno gli altri. Ma se questo cerchio di sostegno si spezza, allora il bullo non ha più ragione di esistere. Ma bisogna cambiare la prassi, ma bisogna cambiare la cultura. Il terzo motivo è: non ho un adulto di riferimento, lo ricordava lui prima, non ho un adulto con cui parlarne, e questo dal punto di vista di padre, di educatore, di formatore, di uno che da 20 anni che si occupa di questo tema, fa male. Ma questo però deve portarci a un risveglio, deve portarci a una presa di coscienza altra, diversa, che non è prendo l'aspirina e risolvo il mal di testa, ma è il considerare la rete un ambiente nel quale ci devono essere delle regole, un ambiente nel quale tutto quello che faccio lì ha sempre e comunque delle conseguenze nella vita reale, sempre e comunque. Perché la persona a cui scrivo sta male nella realtà, non nella chat di WhatsApp. E ancora, prendere coscienza che non possiamo parlare di questi temi solo e soltanto perché c'è l'episodio, o perché c'è il Safer Internet Day, o perché ci vuole un lavoro di continuità educativa, una continuità nella quale a scuola, ma non solo, si parla di questi temi, in famiglia prima di tutto, perché è lì l'origine, è lì il primo ambiente educativo, è lì la cellula fondamentale nel quale i ragazzi apprendono a comportarsi. E poi, per non delegare solo e soltanto alla scuola, tutti gli altri contesti educativi sono importanti, sono fondamentali. L'oratorio, l'associazione sportiva, i catechisti, i centri di aggregazione giovanile, sono strumenti dove un ragazzo è un ragazzo a prescindere. Mio figlio Giovanni è in quinta elementare, ma mio figlio Giovanni va a calcio, va a catechismo, è in famiglia, a meno che mia moglie non l'abbia messo fuori di casa stasera, ma è lì ed è sempre lui, e deve ricevere dagli adulti di riferimento, da quegli adulti che hanno responsabilità educativa,
Lo stesso messaggio. Perché non esiste che in casa gli si danno delle regole, un'ora alla PlayStation, e poi va a casa di un amico e gioca 4 ore. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. E allora la rete diffusa sul territorio, la rete diffusa sul territorio che diventa lo strumento importante di prevenzione e lo strumento importante di supporto. Fondazione lavora su 3 pilastri. Il primo, quello della ricerca. Noi dobbiamo essere costantemente aggiornati su quello che fanno i nostri ragazzi con questi strumenti, ma non solo i nostri ragazzi, perché noi stiamo parlando del fatto che i ragazzi non potrebbero avere un social prima dei 14 anni. Vorrei parlare del fatto che anche dopo i 40 anni si potrebbe anche toglierli, perché c'è qualche adulto che forse ha bisogno di una review da questo punto di vista. E ancora, non possiamo pensare che gli diamo uno strumento ma non sappiamo cosa c'è dentro. Sapete quanti sono i social network oggi attivi nel mondo? Sono più di 200. Noi ne conosciamo forse 5, 10? E allora bisogna fare un po' di attenzione, bisogna informarsi, che è un po' formarsi ma anche tenersi aggiornati, perché se vado a parlare con un ragazzo devo parlare di qualcosa che o non so e mi faccio spiegare, o so e condivido. Però ci vuole l'impegno, la ricerca costante, e questo è quello che facciamo, quindi collaborando con alcune università a livello italiano e internazionale. E ancora il secondo pilastro è quello della prevenzione, fatta di formazione e di sensibilizzazione. Questa è sensibilizzazione. Domani mattina faremo sensibilizzazione formativa, parleremo con un tot di ragazzi in presenza e online, faremo un intervento nel quale gli diremo alcune cose, ma non gli diremo cos'è il cyberbullismo, perché lo sanno, fanno milioni di incontri. Gli parleremo del fatto che devono prendere coscienza. La conoscenza ce l'hanno, è la coscienza che manca. Responsabilità di quello che fate attraverso questi strumenti. Hanno il mondo nella tasca dei jeans. Il mondo, il loro mondo. E allora la formazione ai ragazzi, ma agli adulti, i genitori, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale ATA. Uso un termine che si rifà alla mia età, il bidello. Sa tutto quello che accade in una scuola, in un corridoio, ed è importante che abbia degli strumenti per poter dire. E ancora la formazione ai catechisti, agli allenatori, ai genitori, lo ribadisco perché è importante. Terzo e ultimo pilastro, e vado alla chiusura, il supporto. Ma quando c'è un pasticcio, chi chiamo? Quando una dirigente scolastica viene chiusa da un ragazzino, oltre a chiamare giustamente la polizia, da chi vado? Chi sono quegli adulti di riferimento che mi possono dare una risposta? Fondazione ha creato un team, Rescue Team, composto da pedagogisti, psicologi, avvocati, esperti di comunicazione, che collaborano con i servizi specialistici del territorio, le neuropsichiatrie infantili e le forze dell'ordine per poter intervenire laddove c'è bisogno. E ce n'è di bisogno, perché stiamo parlando di casi che sono arrivati ad essere, dopo la DAD, quindi dopo il lockdown, a 300 al mese. Solo noi ne riceviamo, solo noi. Immagino quanti in realtà ci sono, quanti in realtà ce ne sono. Quindi il supporto, un team che interviene nel momento del bisogno, nel momento in cui c'è un pasticcio e ha bisogno di un gruppo di esperti, di professionisti che lavora sul territorio, che diventa però non il fine ultimo, ma quello che dà gli strumenti al territorio per poter lavorare, per poter continuare, per poter risolvere dalla radice il problema. E ancora, noi diciamo una cosa molto importante, Paolo l'ha detto tante volte nel suo intervento: ricostruire il dialogo, ricostruire il confronto.
Ci sono tanti strumenti, parental control, i contratti, tutto quello che volete, ma questi diventano strumenti senza senso se non sono accompagnati da una relazione educativa importante, da uno sguardo diverso che dica a questi ragazzi, a ciascuno di loro: tu sei un'opera d'arte, unica, autentica, originale e irripetibile, e come te non c'è nessuno. E le opere d'arte si proteggono, si custodiscono, possono piacere o non piacere, ma sono lì e hanno un valore, e non c'è nessuno che può avere il diritto di rovinare un'opera d'arte. Allora diciamoglielo più spesso, perché dire più spesso questa frase a questi ragazzi li accompagnerà magari a guardarsi meno attraverso la lente di un social, meno andare alla ricerca di un like o di un'approvazione, perché poi nella realtà e nella quotidianità un abbraccio, e lo dice lui ogni volta che parla a questi ragazzi e ai genitori, un abbraccio vale più di 1000 like, ma quell'abbraccio deve essere l'abbraccio di un adulto che si prende cura di questi ragazzi. Grazie.